25 agosto, Sant'Osvaldo. È il 217° giorno dall'inizio dell'anno e ne mancano 148 al termine. Il sole sorge alle 5:59, tramonta alle 20:33. La luna sorge alle 2:41, tramonta alle 18:52. Non ricevendo rinforzi e per evitare un massacro, Marcantonio Bragadin, comandante delle truppe veneziane nell'assediata Nicosia, capitale di Cipro, consegna le chiavi della città a Lala Mustafa Pascià in cambio di un salvacondotto per il rientro a Venezia dei soldati assieme a donne e bambini. Ma i turchi non rispettano l'accordo, i soldati vengono incatenati, le donne e i bambini venduti come schiavi. Il Bragadin invece verrà torturato e sottoposto ad un terribile e mortale supplizio. Le previsioni per domani. Cielo in prevalenza poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno e locali temporanei addensamenti. Probabilità nel complesso nulla o molto bassa o dal più temporaneamente bassa per qualche piovasco o breve rovescio nelle primissime ore e qualche occasionale modesto fenomeno anche a carattere di rovescio o temporale nelle ore pomeridiane. Temperature minime in calo sulle zone montane, stazionarie o in lieve aumento sulla costa e senza notevoli variazioni altrove. Le massime aumenteranno un po', salvo locali leggere controtendenze sulle zone più a sud-est.